Buonasera a tutti, buonasera, ben ritrovati. Ci ritroviamo qua con l'appuntamento del venerdì per la diretta sulle Sibille. Io accendo la candelina, oggi una bella candela arancione. Eh, accenditi, forza. Eccola qua, la metto a scudo, a protezione e per ripulire un po' durante durante le letture. Bene, allora, amici, mentre aspetto che vi colleghiate, prendo le amiche, le Sibille, queste 52 anime chiacchierine, e vi riepilogo un po' come funzionano, almeno come funzionano le dirette con me e cosa mi serve quando mi fate le domande. Ho necessità che mi mettiate la vostra data, il vostro nome e una domanda precisa. Buonasera Perla, buonasera Fiorella. Bene, sono contenta, ci sono già delle amiche, mi fa molto piacere, spero che stiate bene. Buonasera Marietto. Dunque, appunto, chi non conosce come funziona, questo è il modo giusto per rapportarsi con me, anche perché dovete capire che passerò da una scia energetica a un'altra, non sarà semplicissimo, ho bisogno di dati, niente domande generiche, anche perché molti di voi hanno dei nickname, non riesco a essere magari chiara. Buonasera Maurizio. Buonasera Claudia, bene, bene, sono contenta, spero che non abbiate dovuto cenare di corsa perché a ingozzo pur di venire. Bene, allora se non lo avete, oh grazie Claudia, se non lo avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al mio canale YouTube, iscrivetevi al canale YouTube del Marietto Veneziano e seguiteci sui nostri gruppi Facebook, sono due in particolare, i casti sacerdotali e l'altro è Magie, Sibille, Tarocchi, Radiestesia. All'interno di questi gruppi condividiamo alcuni insegnamenti, circuiti radionici e altre cose che insomma sono molto utili. Inoltre un'altra delle opportunità per stare in nostra compagnia, per imparare magari anche qualcosa, è il gruppo su Telegram, vale a dire gli incontri del gruppo Magici Arcieri Bertoldini che teniamo il lunedì tra le 20:30 e le 21:30. Bene, queste sono un po' le indicazioni di sorta, potete chiamarmi al 347 8702 622 e vi risponderò in diretta fino alle 21, altrimenti usiamo come sempre la chat dal vivo. Benissimo. Allora, una domanda, non cominciamo con qua. Posso fare una domanda? Maurizio, fai bene, poni bene la domanda, scegliene una. Allora, abbiamo una chiamata in diretta, dunque hanno la prelazione e le chiamate in diretta. Buonasera, con chi parlo? Sono Perla, fatto prima. Bravissima, potendo si scavalca la coda così. No. Allora, ti ripeto tanto la mia data di nascita che Sì. è 2 agosto del 74. Perfetto. E volevo chiedere se il contatto che ha mia sorella però più piccola, quindi non Giada ma l'altra, Ok. È interessata ad acquistare una nostra casa al prezzo che abbiamo stabilito noi. Ok, la domanda, allora vuoi sapere se effettivamente l'acquisterà, se è Sì, se interessata? l'acquisterà, sì, che questa Ok, persona perfetto. ancora deve vederla, però sappiamo che è interessata. Ah, va bene, allora vediamo come andrà questa cosa, se andrà in porto. Va bene, aspetta pure in linea. Ok. Io faccio la stesa, tu poi la potrai vedere perché resterà il video registrato, poi dipende da StreamYard. Tanto mi piace vedere la cosa delle sibille perché le sibille sono delle carte che diciamo utilizzo pure io da tempo. Ah, benissimo, bene, sono contenta. Allora magari anche tu ci leggi delle cose. Faccio una stesa diversa, caso mi faccio una stesa diverse. Allora, se ti devo raccontare com'è che io ho imparato questa stesa, ti sembrerà strano, ma io avevo, non lo so, 13-14 anni
e la vedevo fare a una signora, che poi è stata la signora che mi ha insegnato delle cose, dunque che aveva riconosciuto appunto non solo la mia curiosità, ma la mia capacità di leggerle, e dunque mi insegnò a farle, me le insegnò così, e via. Allora, già al taglio ti devo dire che si capisce una transazione e la possibilità di una visita, però penso che ci saranno degli ostacoli, Perla. Perché sì, intanto per definire l'accordo c'è stato, penso anche solo tra voi sorelle, fratelli, non so, perché c'è la carta dei deliranti e della leggerezza più la falsità. Dunque c'è stato sicuramente, non eravate in accordo fin dall'inizio, poi si è trovato comunque un punto di incontro valido per tutti, infatti poi c'è la carta dell'amore e della speranza, dunque vi siete poi messi, questa è la linea del passato. Adesso vedo che effettivamente ci sono delle opportunità, ma qualche notizia proprio prossima non è proprio piacevolissima. Allora, penso che comunque eh, si effettuerà una visita e forse c'è anche l'intenzione poi di acquistare, perché mi parte con la terza linea l'Imeneo, la prima carta della terza linea, la matrice e l'amica, dunque è possibile che tra l'altro ci sia di mezzo forse una conoscente o qualcuno farà da tramite, da ponte, però non penso che questa in particolare andrà. Perché c'è la carta della disgrazia accanto proprio alla casa e chiude l'ammalato, dunque la vedo difficile che questa cosa in particolare si concretizzi, però le carte di esito in realtà mi danno una bella possibilità, cioè più contatti, più persone interessate, abbiamo addirittura messaggero, stanza e lettera. Quindi comunque anche se diciamo Ci questa sarà persona movimento, sì, 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 ci sarà movimento e interesse, non sarà una casa che resta senza visite, ok? Penso che un po' di movimento lo andrete a vedere. E poi è possibile, perché la ruota del pavone è anche una protezione nelle stese, soprattutto perché non ha carte negative vicino, dunque per me ci sarà anche un po' la fortuna dalla vostra parte, ok? Grazie Ilda. Prego, grazie a te per aver chiamato, un abbraccio Perla, ciao. Ciao, ciao. Benissimo, allora passiamo alla prossima domanda, vediamo, mi raccomando, se potete, non avete problemi a farvi sentire a casa, non vi preoccupate, potete telefonare e ci sentiamo direttamente al telefono per la priorità, altrimenti vado in ordine. Vediamo, Valeria. Salve, sono Valeria, volevo sapere se mi arriva un lavoro a breve, sono del 2 marzo 72. Va bene, Valeria, controlliamo. Forse è la prima volta che ci sentiamo noi, se non sbaglio. Dunque mi fa piacere risponderti, spero di soddisfarti. Allora, Valeria, se arriva un lavoro a breve, 2 marzo 72. Anche se c'è qualche ostacolino ancora. Allora, a breve no, perché c'è una sequenza di carte che insomma non è proprio delle migliori. Eh, Sicuramente la linea del passato è molto più positiva, probabilmente in passato hai avuto delle occasioni, anche più di una, vedo delle possibilità, anche forse un lavoro che hai fatto per un po' di tempo, c'è una situazione stabile o almeno così era nel lavoro. Però poi qualcosa è successo, ovviamente se stai cercando c'è qualcosa che non ha funzionato come si deve, ma al presente ci sono delle opportunità come dei colloqui che vanno a sfumare, c'è un qualcosa che porta veramente delle difficoltà
imprevisti anche di peso, di un certo tipo, e forse uno degli imprevisti è legato a un uomo che ha anche una figura importante accanto a te, qualcuno che ha anche una posizione di dominio, possiamo dire così, un superiore o comunque qualcuno che su di te ha un particolare ascendente. Se ci fosse stata accanto un'altra carta ti avrei detto che questa persona ti aiutava, invece in questo caso temo che possa portare delle contrapposizioni. Allora, la prossima linea, dunque il prossimo periodo tra dispiacere, gelosia e vedovo, mi sembra proprio che non sia ancora un periodo proficuo o che comunque non lascia molto margine. Probabilmente riceverai delle notizie che ti daranno dispiacere, oppure delle cose, o delle richieste, dei curriculum ti verranno magari rigettati, o comunque non vedo nel prossimo periodo uno sbocco immediato, cioè a breve no. Tra l'altro la carta del vedovo mi parla di rimpianti, probabilmente rimpiangi qualche scelta che hai fatto e che probabilmente se tu non avessi fatto non saresti oggi in queste circostanze, o comunque qualcosa che è successo e che rimpiangi, o qualcosa che si è concluso. Nel prossimo periodo, ancora nel periodo successivo al prossimo, diciamo nell'arco del prossimo mese, vedo ancora dei tentennamenti, ti vedo ancora cercare soluzioni, ma ci sono ancora degli ostacoli. Io non so, ma sembra che tu debba mettere in chiaro qualcosa con qualcuno, perché secondo me non è tutto, non dipende solo da te questi ostacoli che vivi. Dunque cerca di individuare chi è la persona con cui hai dei sospesi. E, l'esito però è positivo, voglio rasserenarti, perché finora è vero che il prossimo periodo non sarà dei migliori, probabilmente avrai delle altre ulteriori preoccupazioni, cioè se adesso sei un po' in pensiero, nel prossimo periodo sarai un po' abbattuta, ma l'esito è favorevole, perché comunque comincerà a girare la ruota dalla tua parte e vedo la possibilità di veramente un fortunato colloquio di lavoro. Dunque, non nell'immediato, ma nell'arco di un paio di mesi, secondo me ricevi una valida offerta. Passiamo avanti. Michela. Michela, ciao Michela. Allora, ciao a tutti, mi chiamo Michela, nata il 14 aprile 81. Volevo chiederti come va con Alessandro, nato il 30 aprile 85. Va bene, speriamo di darti delle buone notizie. Allora, Michela e Alessandro. Vediamo un po' il taglio. L'intimità c'è, ma è un'intimità moderata, nel senso misurata, cioè cerchi di fare del tuo meglio, ti vedo impegnarti e comunque qualche consolazione sembra esserci. Allora, ok, allora, al passato io non so se sono sfumate delle occasioni con questo ragazzo, se magari c'era di mezzo anche un'altra persona, perché vedo la figura della nemica, lui comunque si direbbe una persona parecchio ambita, corteggiato, comunque ammirato, e comunque un ragazzo abbastanza contento di quello che è e di quello che ha. Nel presente, ma senti un po', non lo vedi da un po', perché qua c'è sospiri e lontananza e si direbbe che però stai per andarlo a incontrare o che comunque cambia qualcosa, come in meglio, eh, qualcosa che si innesca come una volontà di veramente stare insieme. Occhio però,
nel prossimo futuro non lo so se se si riaffaccia una figura del passato, se una vecchia figura del passato che torna un po' alla ribalta. Dovresti fare un po', ecco, attenzione, anche se non so fino a che punto valga la pena dirti di fare attenzione, però ecco, questa figura del passato potrebbe riaffacciarsi e portare un po' di problematiche o comunque fermare un po', bloccare, ostacolare un po', perché vedo che ci saranno comunque degli scambi. Non deve essere una persona vicino a lui, comunque qualcuna lontana. Per quanto riguarda comunque l'esito, abbiamo queste quattro carte dove questa carta qua, insomma, è un po', non è proprio il massimo, è possibile che abbiate magari qualche discussione su come portare avanti la relazione, la coppia, magari tu vorresti più stabilità e lui più leggerezza, ecco, mi sembra così a vedersi. Va bene, andiamo avanti, vediamo, vediamo. Se vediamo se Maurizio ha scritto la domanda fatta meglio. No, non ha scritto la domanda impostata meglio, allora rispondo al prossimo. Antonella, ciao Antonella che aspetta il cerchio di fuoco, grazie, ciao Kiwi, ciao Tiziana, Marina. Allora, come mi avevi detto, il mio ex Flavio, 17 maggio 77, ha fatto un passo. Ne seguiranno altri? Io sono Marina, 8 marzo 70. Bene, intanto sono contenta di vedere che come ti avevo detto. Allora, vediamo un po' se ne farà altri. Flavio. Flavio verso Marina. Ok. Andiamo al taglio. Beh, il taglio già promette bene. Allora, io penso proprio di sì, che ne farà altri e che vorrà un incontro, vorrà vederti, anzi c'è anche quell'attesa, quell'aspettativa. Devo dirti, se vogliamo cominciare a leggerle dal passato, beh, ci sono state sicuramente delle situazioni un po' forti, forse qualcosa non detto, qualcosa taciuto, delle situazioni dove non c'era totale chiarezza e non è stato neanche facile capire bene le motivazioni del suo allontanamento, ma è come se si fosse imposto qualcosa, si fosse dato un obiettivo e avesse deciso qualcosa autonomamente, senza magari confrontarsi con te, un po' una cosa così mi sembra di vedere. Poi c'è un'amica di mezzo, non so perché. Allora, al presente, vedi, abbiamo la consonante sorpresa, abbiamo l'artista, abbiamo la lettera, abbiamo il belvedere, dunque una situazione molto positiva. Effettivamente lui si è fatto avanti e questo per te è stata una consolazione, qualcosa di bello e lo stai vivendo tuttora e vedo che comunque continua a scriverti o a sentirti, a cercarti, perché c'è la carta comunque della lettera, dunque un contatto che continua, anche con l'attesa, con la volontà che continui, sebbene non hai idea di come si muoverà, c'è un'aspettativa positiva, ma non hai un'idea delle tempistiche, diciamo che però è una conferma che qualcosa sta andando nel verso giusto. Allora, prossimamente vedo la riuscita, vedo che se avrai pazienza ci sarà di nuovo intimità, molta intimità. E in un certo senso tornerà a esserci un qualcosa, però attenzione perché vedo che
Comunque lui, non so se è proprio completamente svincolato da altri legami, perché c'è una ragazza più giovane rispetto a te, ehm, però non legata chissà in che modo, ok? Cioè non vedo, sembra più una questione sul lavoro, o una collega, qualcosa del genere. Ad ogni modo, lui verso di te avanzerà cioè proporrà un cambiamento, cambierà atteggiamento, solo che, cara, io non so se è lui tanto geloso, oppure se lui è un tipo da flirt, questo non lo so, non è tanto chiaro non conoscendo la vostra storia né nient'altro al di fuori dei vostri nomi e della vostra data di nascita, però vedi, c'è un qualcosa che potrebbe arrecarti un dispiacere e della gelosia, forse per via di qualche leggerezza, di un flirt di cui tu potresti dispiacerti. O magari è lui che si dispiace, purtroppo non c'è il soggetto quando stendiamo le carte. Allora, andiamo avanti. Marina, l'abbiamo visto. Mm, Claudia. Allora, lo ripeto, Maurizio, per favore, se mi senti, io non ti posso rispondere a una domanda così, deve essere una domanda e una domanda posta in modo chiaro. Dunque, se mi riscrivi la domanda formulandola in modo chiaro e che sia una, allora ti rispondo volentieri, ok? E ti rispondo anche prima di dare spazio agli altri perché tu sei arrivato prima in ordine di arrivo. Però quella domanda messa in quei termini, come va il percorso sul lavoro su di me? Ok, il percorso sul lavoro su di te. Intendi il lavoro, diciamo, di rettifica della personalità, il lavoro magico ermetico? Voglio sperare che sia quello, il lavoro su di te e del resto vediamo un po'. Ok, vediamo come sta andando dunque il tuo lavoro su te stesso, 16 agosto 70, Maurizio Antonio. Ops, allora. Beh, la volontà c'è, è un lavoro magari faticoso, ma la volontà c'è, con qualche preoccupazione magari. Beh, allora, ti vedo andare incontro a una nuova vita praticamente. Il lavoro c'è, lo stai facendo bene. Penso che tu abbia incontrato o trovato qualcosa di solido, di stabile, che ti dà quella sensazione di concretezza, di qualcosa che ti appassionava già in passato, ma che sicuramente ti ha dato nuovi stimoli, la volontà anche di trasformarti, ma questa non è tanto una volontà propria, questo è quando qualcosa viene al di là della nostra volontà, però è in chiave positiva in questo caso perché è preceduto da una bellissima carta. Tutto sei in trasformazione, vedi c'è un cambiamento che sta avvenendo occultamente dentro di te, di cui tu ancora non hai contezza, ma porta pazienza, continua, persevera, perché a dispetto degli alti e bassi e dei momenti di dubbio sull'andamento di questa cosa, tu andrai a raccogliere delle consolazioni, che sono anche consolazioni a cui tu miri, cioè tu ti sei posto degli obiettivi particolarmente impegnativi, ma per ottenerli e per realizzarli non devi stare seduto, ti devi dare da fare. Dunque sì, ti sei dato degli obiettivi, hai intenzione di fare delle cose, devi continuare il lavoro perché sta andando bene. È chiaro che ci saranno, e questo c'è sempre, soprattutto quando facciamo un lavoro su di noi, abbiamo come dire, il nostro censore occulto, abbiamo il nostro, come dire, delle forme di resistenza a volte che lavorano al di là della nostra volontà, ma come ti dicevo io ti vedo fare una rinascita, vedo anche che è un lavoro che svolgi con buona volontà e che continuerai a svolgerlo perché qua siamo già avanti nel futuro, con molta fortuna, è una cosa bella,
ci sei capitato in un bel percorso e lo stai facendo bene, impegnandoti, raccoglierai un nuovo inizio. Allora, devo dirti però che questo viaggio che hai intrapreso tu non va fatto assolutamente con leggerezza, ok? Perché abbiamo qua superbia e falsità. Mi raccomando, ricordati di lavorare al di là dell'ego e trasformalo, trascendilo, ok? Altrimenti resterà un lavoro di superficie. Mm? Invece deve essere non un lavoro falso, ok? Opportunistico, ma un lavoro ancora più approfondito. Però sei sulla buona strada, non tentare, cioè non lasciarti tentare dal fatto di pensare di essere ehm, già soddisfatto, continua, continua. Allora, vediamo Claudia. Vorrei sapere, Jay, 12 ottobre 74, cosa pensa di Claudia, 11 giugno 72, se pensa qualcosa. Vabbè, qualcosa penserà di sicuro, vediamo che opinione ha. Allora, vediamo Claudia. Jay, cosa pensa di Claudia? Claudia, il taglio è un ottimo taglio. Allora Claudia, attualmente ha opinioni contrastanti, questa è la linea del presente. Al passato abbiamo visto, c'è questo contatto, anche abbastanza piacevole, c'erano scambi soddisfacenti, no? Allegri. Parla di gioielli o comunque di occasioni che però possono essere state sprecate. Comunque una persona che è presente da un po', qualcuno che comunque sei andato a trovare. Abbiamo la linea del presente, devi avere pazienza, costanza, perseveranza, vedi ci sono due carte che ti invitano a perseverare ed ad attendere, comunque lui c'è ma ha delle opinioni ancora superficiali, non ha ancora approfondito la cosa o forse a volte cioè non ha un'opinione unica, alti e bassi. Forse ci sono dei momenti in cui è in esaltazione, altri momenti in cui è in contrarietà. Magari ci sono dei momenti dove riesci, come dire, a catturare la sua attenzione o comunque ha un'opinione su di te più positiva, in altri, non so, in altri momenti sembra cioè essere un po' disturbato o comunque non è lineare il suo pensiero al momento. Allora, nel prossimo periodo lo vedo, ma questa carta della gelosia, ma potrebbe avere delle emozioni particolarmente forti o comunque un pensiero un po' forte nei tuoi confronti, ma ancora vedo qua la carta dell'amica. Però guarda, bambino e morte, dunque è un qualcosa che andrà a cambiare molto ad un certo punto, come se ci fosse un inizio, una trasformazione, un qualcosa che però deve essere seguito bene perché vedo comunque della malinconia. Però guarda Claudia, l'esito, ups, è caduta una carta. Nonostante tutto, l'esito è molto favorevole. Vedi? Abbiamo la donna maritata, la fedeltà, il belvedere e la stanza, dunque c'è proprio un qualcosa che va a confermarsi e a rafforzarsi, a spingere nei confronti di un avvicinamento, di un'intimità, una volontà di vedersi e anche l'aspettativa, cioè lui verso di te sarà così più avanti. Al momento ancora mi sembra alti e bassi.
Sono le 9, amici cari, facciamo il muro di fuoco e poi, e poi ci diamo gli appuntamenti. E comunque vediamo per le persone a cui non ho risposto cosa possiamo fare. Intanto muro di fuoco, amici. Eh, Faccio partire il timer così che... Timer, dove sei? Eccolo qua, avvia. Yod He Vav He. Adonai. He He Ye. Agla.
Eccoci qui. Allora, il muro di fuoco per questa sera l'abbiamo fatto, abbiamo rafforzato queste egregore di catena. Io ovviamente vi ringrazio tantissimo per contribuire in questa causa. Tra l'altro vi preannuncio che prossimamente valuteremo una modifica di questa procedura perché purtroppo ci aspettiamo che nell'autunno ci sia bisogno di un intervento un po' più forte in questo senso, dunque vedremo il da farsi. Per ora continuiamo comunque così, ma aggiungeremo probabilmente qualche altra cosa. Voglio salutare comunque tutti gli amici, anche Emanuela. Mi raccomando, a proposito, quando ponete la domanda, io l'ho detto all'inizio, ma mi raccomando, se mi chiedete di guardare su qualcuno, ditemi il nome, perché se no per me è una grande fatica a raccogliere la scia. Nome e data, questo è importante per me. Allora, non me la sento di rispondere oltre perché ho avuto una giornata campale, perciò non ho le energie per rispondere a tutti, ma tornate perché risponderò a tutti. Intanto abbiamo un altro appuntamento che ci aspetta domani pomeriggio alle 16 sul canale YouTube del Marietto Veneziano, dunque per chi non fosse riuscito ad avere una risposta oggi può tornare domani sul canale YouTube del Marietto Veneziano alle ore 16. Risponderemo in due, il pendolino col Marietto Veneziano e le sibille con me. Dunque venite e non vi fate problemi. Se non potete domani per motivazioni vostre, comunque io torno martedì sera nella diretta tra le 20:30 e le 21. Bene, amici, io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me, bravi, fatto, bravissimi. E allora ci sentiamo domani alle 16 sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale YouTube e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Vi auguro un buon proseguimento di serata e alla prossima. Un bacio dalla vostra Hilde.